verso il numero 7, esattamente Mura, avanza a ventaglio la formazione dell'Atletico Uri con l'intervento difensivo da parte dei giocatori bianco-blu che possono ripartire adesso di rimessa qui sulla corsia di destra, esattamente con Cortesu, avanza la formazione mineraria, insidiosissima in attacco, parte Sergio Di Meloni ha messa dentro il pallone da due passi, traversale da destra e Meloni, l'attaccante di Nuoro che veste la maglia del Carbonia, ha messo dentro per il vantaggio della formazione mineraria. Verso la parte mediana del campo, ancora un batti di batti, si gioca adesso sempre sulla trequarti campo del Carbonia, buono l'intervento all'opera di Cordesu, cerca di mettere in movimento Castamà, buona l'apertura verso Castamà, lo scambio 3-2, ancora Castamà, sempre sulla sinistra, grande azione del Carbonia, batte a traversare, tiro, rete, Sergio del 2-0, grandissima azione con Castamà, che è andato a mettere dentro il gol del 2-0. Verso il giocatore con la maglia numero 7 Mura, lo scambio 3-2, avanza ancora l'Atletico Uri, attenzione perché c'è adesso il Carbonia che sta per compiere un po' un pasticcio alla stessa propria di rigore, ma poi spazzano con Cortesu, pallone diventato a Meloni, finisce a terra l'attaccante del Carbonia, calcio di punizione all'altezza della fascia all'interno del cerchio di centrocampo per Federico Minerario che può avanzare con l'ottimo lavoro di gambe ad opera di Castamà che appoggia verso Meloni, tiro! La palla che sfiora il palo con Meloni che ha calciato col destro, la palla indirizzata sul primo palo, probabilmente deviazione ad opera di un difensore della formazione di casa che ha spedito leggermente il pallone a fondo campo con Meloni piccolissima al gol del 3-1, mentre chiaramente qui continua incessante la pioggia. Calcio dalla Badissima per la formazione mineraria, parte lo schiovente in aria, stacca di testa, gol del Galeto, bellissimo, ha staccato di testa e ha mandato il pallone a fil di palo, esultano i giocatori di 1 per il Carbonia che sta disputando una grandissima partita sul terreno, su uno stadio non facile per tutte le altre formazioni, con l'Atletico Uri che stava spingendo su